Grazie di essere qui con noi di Hotcorn. Grazie a te. Ci racconti Shadows, un thriller, horror, un po' distopico. Ecco, da dove parte il viaggio di Shadows e da dove hai preso l'idea? Come ti è arrivata? L'idea di Shadows arriva da una sceneggiatura bella, ben scritta da Fabio Mollo, da 4 persone: Fabio Mollo, Damiano Bruè, Tiziana Triana e Vanessa Picciarelli, che avevano lavorato a questa sceneggiatura da un soggetto iniziale di Fabio e Damiano che raccontava questo difficile rapporto tra una madre e 2 figlie. E secondo me era interessante il fatto che si potesse raccontare qualcosa di personale che io avevo già affrontato, tra virgolette, in Arianna, perché anche in Arianna c'era questa volontà di descrivere l'emancipazione, l'identità, qualcosa che non si può abbracciare perché è qualcosa che sfugge, e qua allo stesso modo cercare di, in un clima distopico appunto, da thriller psicologico, ambientare un'emancipazione, un edipo, cioè nel senso proprio il rapporto madre-figlia. E secondo me in questa connubio c'era qualcosa di interessante. In più c'era il fatto che il film era girato in inglese, quindi ambientarlo in un luogo non ben definito, non si sa dove siamo esattamente, un luogo anglosassone in mezzo ai boschi, ma l'idea appunto era quella del film di genere abbinato però a qualcosa di più profondo, che avesse anche però un'attenzione alla regia, alla direzione degli attori, insomma questo mondo qua. Ecco, appunto tu mi hai parlato di luogo, di location, questa è una specie di non luogo nel bel mezzo di un bosco. Ecco, dove hai trovato appunto lo scenario? Perché poi è una sorta di protagonista. È fondamentale il luogo dove è ambientato. Inizialmente nelle prime versioni di sceneggiatura non era un albergo, era una casa, però io ho pensato che potesse essere molto più interessante trovare un luogo dove queste ragazze potessero muoversi, nel senso rendere un luogo circoscritto, quindi comunque bloccato dai boschi, impossibile come diciamo da accedere, ma in realtà che al suo interno avesse dei luoghi dove loro si potessero muovere, e che rappresentassero anche dei luoghi interni di queste ragazze. C'è il luogo dove c'è la loro intimità, dove parlano di cose che la madre non deve ascoltare, i luoghi della condivisione materna, la loro stanza, cioè è un luogo che rappresenta l'anima anche delle protagoniste, ed era essenziale che fosse appunto isolato, sperduto, questa sensazione, e io ho provato diciamo a dargli un tocco un po' dal mio punto di vista un po' anni 70, nel senso di riportare delle reminiscenze, anche se io non sono cresciuto negli anni 70, però di quel cinema, di quel mondo, di quell'immaginario, di quelle esperienze di vita, delle case dei nonni, dei genitori, che ho provato a rimettere nel film. Un altro elemento molto importante nel film è la musica. Sì, fondamentale. Quindi come hai abbracciato sia le immagini che il comparto musicale? Guarda, i 2 elementi fondamentali di questo film, quando ho deciso di farlo, sono stati: bene, facciamo un film di genere, facciamo un film comunque che potrebbe avere un risvolto molto tipico. Questo secondo me era il maggior rischio, cioè fare dei film gotici o troppo desaturati o con una musica troppo contemporanea in maniera, cioè io volevo subito invece dargli un'impronta analogica da qualche parte, pur essendo un film contemporaneo girato anche non analogicamente, e quindi sia l'immagine, i riferimenti, la scenografia che la musica per me dovevano avere questi elementi, e quindi noi siamo andati insieme a Michele Braga, che è il compositore, inizialmente a cercare lo spirito del film, e quindi abbiamo detto: ok, cominciamo a lavorare su alcune sonorità che a me piacevano perché mi rimandavano a quei film, quindi Penderecki, Johan Johansson, però poi magari alcune cose di Greenwood, e piano piano abbiamo trovato appunto l'anima del film, e quindi poi Michele si è messo a comporre e secondo me ha fatto un lavoro molto bello. Ecco, come ultima cosa tu mi hai parlato di un aspetto, di un cinema di genere, retro. Penso, senza fare spoiler, ai splendidi titoli di coda che appunto rimandano ai film di genere anni 70. Quindi quali sono state le tue influenze per Shadows? Tante, diverse, ma ti dico così a ruota libera:
i film di Marco Ferreri, i film di Robert Altman, alcuni che non c'entrano niente, che non sono film di genere, Peter Roeg ovviamente, Don't Look Now, alcuni film di genere contemporanei invece, Midsommar, The Lighthouse, cioè un insieme, una commistione, ovviamente i grandi classici, The Shining, quello ovviamente, ma quelli uno si riporta dentro. Però è stata proprio la commistione di un mondo di quel tipo e invece appunto un cinema più contemporaneo di genere, appunto Us, Get Out, insomma, però ci tenevo che ci fosse l'aspetto più anche italiano, anche proprio più, nostrano, materico, artigianale, ecco, del fare film. Ti ringrazio, grazie mille. Grazie a te, grazie a voi.